Oggi si celebra Santa Chiara d'Assisi. Il nome Chiara ha origine latina e significa luminosa. In Giappone l'11 agosto è la giornata della montagna, festa nazionale istituita nel 2016. Il suo scopo è quello di celebrare le splendide montagne del paese ed incoraggiare le attività all'aria aperta, promuovendo un più profondo apprezzamento per la natura. Oltre il 70% del territorio giapponese è montuoso e il Monte Fuji è la vetta più alta con i suoi 3.775 metri. È una delle montagne più famose del mondo. Per tradizione le montagne hanno sempre avuto un profondo significato spirituale e sono considerate luoghi sacri e di culto. Tutto ciò è dovuto allo stretto legame che la natura ha con il culto Shinto. È l'11 agosto del 1999. In Italia c'è l'ultima eclissi solare quasi totale del millennio. La successiva, visibile a sud-ovest di Lampedusa, è prevista per il 2 agosto 2027. In tutto il bel paese sarà invece visibile il 3 settembre 2081. Conoscete le leggende sul Triangolo delle Bermuda? Il Triangolo delle Bermuda è una zona dell'Oceano Atlantico che ha come estremi l'arcipelago delle Bermude, l'isola di Porto Rico e il Florida ed è avvolta da un alone di mistero a causa delle notizie sulle sparizioni inusuali. La più celebre risale al 1945 e riguarda un'intera pattuglia americana di aerei scuola. In realtà varie ricerche scientifiche hanno messo in evidenza che il numero di navi o aerei dispersi è paragonabile a quello di altre zone. Semplicemente l'alto tasso di traffico aereo e navale e le condizioni meteo non favorevoli hanno fatto sì che i numeri fossero maggiori. Buon inizio settimana ai 12. Oggi una dolcissima luna in pesci ci mostra un po' la faccia delle emozioni un po' più nascosta della nostra empatia. Vediamo un po' cosa dicono i segni zodiacali. Ariete, per voi è una giornata intuitiva proprio perché la luna si pone nella vostra ideale 12ª casa e con Nettuno e Saturno oggi potreste avere un'intuizione strategica quanto mai utile. Toro, per voi la luna è amica oggi per cui riuscirete a completare alcuni obiettivi anche con l'aiuto dello staff, dei collaboratori e o degli amici. Gemelli, per voi la luna oggi è una luna di quadratura, peraltro stimolando Urano potreste avvertire un po' di nervosismo. In serata invece la luna vi costringe un po' a muovervi e anche a vedere delle persone. Cancro, oggi la luna è di Trigono, il vostro pianeta, che segna un sodalizio quanto mai riuscito anche con Venere e Giove. Ebbene, la giornata oggi potrebbe risultare assolutamente sorprendente, piacevole e dare gli auspici per il via a un nuovo corso della vostra vita, segnando qualche felice evento. Leone, la luna oggi è abbastanza distante da voi e i vostri gradi zodiacali, con un Mercurio che si ostina ancora a opporsi a Plutone, vuole avere ragione un po' su tutto. Oggi tenterete di fare capire a chi vi sta intorno quanto importante è per voi muovere le cose da una stasi che vi sta troppo stretta. Vergine, per voi una beata calma dopo l'addio di Marte. Ebbene, oggi la Luna è d'opposizione, però, quindi è nel rapporto io agli altri che dovete concentrare un po' la vostra attenzione. Anche con il partner probabilmente dovreste avvertire una maggiore serenità nel confronto e nell'ascolto. Bilancia, oggi la Marte tenta di muovere le acque nel vostro cielo e potrebbe decisamente segnare anche uno stop
uno stop allo stress, a tutta una serie di cose che vi teneva impegnati, ma è soprattutto nel rapporto col partner che c'è una certa tensione trasformativa, sappiatela ben indirizzare. Scorpione, per voi la condizione della Luna è di trigono, è un trigono meraviglioso, molto stimolante, molto piacevole. Oggi la Luna crea degli incontri magici e può farvi stare molto bene, anche passionalmente. Marte comincia a insinuarsi nei vostri pensieri. Sagittario, per voi oggi la Luna è di quadratura ed è una Luna abbastanza dinamica che vi chiede di concentrarvi un po' di più sul fattore famiglia. È nell'ambiente in cui siete che dovete concentrare la vostra attenzione e le vostre energie, proprio perché sarà fondamentale in questa giornata segnata da questa Luna. Capricorno, la Luna è in pesci, per cui per voi è un indice di comunicazione, un indice di grande aspettativa affettiva. Oggi proverete a essere un po' più dolci, anche se vi sentite un po' feriti da quel Marte che vi pungola un po'. Qualcuno forse non ha avuto il giusto tatto. Acquario, per voi la Luna oggi è una Luna di ispirazione, di visione, progetti nuovi, creatività. Non andate proprio mai in vacanza, neanche col cervello, sfruttate i sogni di questa Luna per ispirarvi su nuove direzioni. Pesci, la Luna nei vostri gradi è una Luna assolutamente generosa, proprio perché tenta di gestire i vostri affetti in una maniera sociale e dinamica. Il trigono con Venere e Giove vi porterà molta fortuna, soprattutto negli affetti. Un luogo che ha ispirato numerosi registi e scrittori è Alcatraz. Era l'11 agosto del 1934 quando i cancelli di questo penitenziario federale, considerato il più inaccessibile al mondo, furono aperti. Alcatraz era stato progettato per ospitare i detenuti più pericolosi e tra i 1576 individui rinchiusi nelle sue celle fino alla chiusura nel 1963 vi erano alcuni dei peggiori criminali d'America, incluso il famigerato Al Capone. Situata a circa 2 chilometri dalla costa di San Francisco, l'isola di Alcatraz sembrava essere un luogo in cui ogni possibilità di fuga era esclusa. Avete appena ricevuto una promozione o una bella novità, ma qualcuno cerca subito di smontarvi dandovi brutte notizie? Gli inglesi risponderebbero con un'espressione molto chiara: "Don't rain on my parade". Non piovere, cioè non rovinare la mia festa. Questa frase deriva dalla celebre canzone Don't Rain on My Parade del musical Funny Girl del 1964, interpretata da Barbara Streisand. Il consiglio che vi do è semplice: non permettiamo agli altri di rovinarci l'umore o di abbattere la nostra felicità. Oggi voglio parlarvi di Zeno, il protagonista del famoso romanzo di Italo Svevo. Quest'uomo è pieno di tormenti, ogni sconfitta, ogni delusione gli causano un malessere fisico, ma Zeno ha un'ossessione: smettere di fumare. Ogni sigaretta, dice lui, sarà l'ultima. Zeno alla fine capisce che la sua malattia fa parte di lui e decide di conviverci. Del resto, conclude dicendo, anche la vita somiglia alla malattia, a differenza delle altre malattie, la vita è sempre mortale. Ci salutiamo con la frase del giorno: non litigare mai con una persona brutta, non ha niente da perdere. Siate delle belle persone perché il mondo ne ha bisogno e mi raccomando, non mancate domani per una nuova puntata dell'Almanacco, per mantenervi sempre aggiornati sulle informazioni e curiosità. Io vi aspetto domani. Buona giornata.